Nello scontro diretto del Guerino Strinati il San Bernardino cerca il sorpasso al secondo posto ai danni di una Campese zoppicante fuori casa. Mangini deve giocare con la fantasia, inventandosi la coppia centrale difensiva Giometti-Ventura. Tra gli ospiti è invece presente Siri tra i pali al posto di Davide Esposito. Davanti la coppia Solidoro-Altamura. È proprio un tiro cross di quest'ultimo a scatenare le prime proteste per un tocco sospetto di Costigliolo in area. Lo stesso numero 11, 4 minuti dopo, viene contrastato da Varosio chiamando Raganini alla presa bassa, ma al 22esimo è Andriello con questa volée a perlustrare la strada per il vantaggio con la sfera che tramonta non lontana dal palo di Siri. Nell'emergenza generale del San Bernardino si aggiunge la tegola Varosio, bloccato da un problema al ginocchio dentro l'esperienza di Savona. Non cambia nulla nel disegno tattico di Mangini ed è proprio l'ex Borgoratti, scuola Baiardo, ad impegnare Siri in questa respinta con Valmati pronto al tap-in, che però viene fermato dalla chiamata del signor Crova che ravvede la posizione irregolare del centrocampista. Il San Bernardino appare più propositivo e al 38esimo lavora bene palla in area folle con lo scarico per il rimorchio di Andriello che di sinistro piazza a lato il numero 8 biancoverde. Avrebbe forse raccolto maggior fortuna andando ad impattare con il piede opposto. A dare invertita invece provvidenziale Savona che contrae con il polpaccio lo shot a colpo sicuro di Altamura. In pieno recupero sempre il neoentrato nelle vesti di incursore libera il suo mancino che sbecca il palo esterno alla destra di Siri. Una prima frazione gradevole, termina 0-0. La ripresa filmata e montata da Daniele Orlandi e dopo un solo minuto sugli sviluppi di una rimessa laterale testa secca fulmina Siri sotto la traversa con questo destro secco che colpisce a freddo i valligiani e al quinto gli ospiti cadono nuovamente per mano di testa secca che dopo lo scambio con Costigliolo trova lo spiraglio giusto andando a lavorare di rasoio per mettere in buca la palla del 2-0. Un minuto dopo Caviglia in elevazione su corner rischia di rimettere subito in partita la squadra di Edo Esposito. La percussione da posizione defilata di Valmati viene respinta al minuto 7 con il corpo da Siri con la sfera che danza sulla linea di porta. Al 22esimo però questa fantastica soluzione di mezzo esterno mancino di Andriello che trova il 7 alla destra di Siri fa virtualmente calare il sipario sull'esito della gara con più di 20 minuti di anticipo. La Campese non riesce più a risollevarsi e anzi rischia di subire il poker con Folle che ruba palla ad Amaro, venendo però fermato dal piedone di Siri. Alla mezz'ora l'ultimo spunto di cronaca con il rosso diretto ai danni di Rena, reo di colpire con un colpo proibito Valmati. Operazione sorpasso compiuta con annessa irruzione al secondo posto per il San Bernardino al termine di una gara costellata dalle numerose assenze e dagli infortuni in corso d'opera. Persiste quindi la legge del Guerino Strinati mai violato in questa stagione. Per contro colpisce altrettanto l'involuzione della Campese, 2 punti raccolti nelle ultime 3 gare e altrettanti 2 punti raccolti nelle ultime 5 trasferte, dove la squadra di Edo Esposito non vince dalla ripresa dopo la sosta natalizia.